Telespettatori di Telefriuli, bentornati qui al punto, bentornato al sindaco di Udine, l'onorevole professor Pietro Fontalini. Benvenuto sindaco. Buongiorno a tutti. Bene, allora riprendiamo questa trasmissione dallo studio e naturalmente non potevamo riprenderla senza partire dalla capitale del Friuli, cioè da Udine e dal suo sindaco, no? Che mi pare che ultimamente ha messo il turbo, no? Tanti lavori, tante cose, insomma. Sì, sono tanti cantieri in città, tante le iniziative, tanti progetti. Ad esempio fra poco apriremo questa mostra importantissima, La forma dell'infinito, a Casa Cavazzini, una mostra internazionale con la presenza di opere che arrivano da tutto il mondo, sotto la regia di Don Alessio Geretti, l'uomo che ha creato il Leggio. Che è una garanzia, no? È una garanzia e lo dimostra in pratica quanto ha fatto in questi più di 20 anni a Il Leggio, questo piccolo borgo della Carnia, dove ha portato migliaia e migliaia di persone. Quindi io spero, anzi sono certo che a Udine arriveranno migliaia di persone a visitare questa mostra dedicata all'arte contemporanea, in pratica all'arte moderna, a Casa Cavazzini, che è già un contenitore importante perché all'interno ci sono opere significative dei fratelli Basaldella, che sono i maggiori autori proprio di questo periodo che la città di Udine può veramente offrire ai turisti, a coloro che amano l'arte. Bene, mi pare che dopo il caso delle mense, mi pare che c'è stata una svolta, no? Cambiato assessore, quindi sarà una nuova pagina per Udine. Sì, abbiamo dovuto ricucire con le famiglie, abbiamo dovuto dare fiducia ai bambini, agli insegnanti, a coloro che operano nelle scuole, perché purtroppo è ancora aperta l'indagine nei confronti di questa ditta di Napoli che aveva vinto l'appalto, che forniva le mense in pratica agli istituti scolastici della città di Udine. E si sono verificate cose molto gravi, in pratica una truffa nel somministrare i pasti, però ripeto, siamo ancora in presenza di indagini da parte della magistratura, ancora i giudici non si sono pronunciati. Tuttavia noi abbiamo voluto rescindere il rapporto con questa impresa, passare a un'altra impresa la gestione delle mense e riaprire un rapporto di fiducia con i genitori, perché è fondamentale che il Comune abbia fiducia nei confronti dei genitori che frequentano, mandano i loro figli a frequentare le nostre scuole. La cosa non è stata facile perché questi episodi non fanno bene all'amministrazione, non danno una buona immagine anche dei servizi che la città fornisce a utenti così delicati come sono i bambini che frequentano le nostre scuole. Ecco, però mi pare che è cambiato molto, insomma, sulla sicurezza ha stretto un po' i ponti, mi pare anche sull'immigrazione, ma anche la lotta contro la droga, visto che il Comune di Udine è in prima fila. Sì, siamo in prima fila, ad esempio abbiamo acquistato 2 cani antidroga, entreranno in azione proprio, sono già entrati in azione, ma adesso a regime, come si dice in questi giorni, anche questo è uno strumento per arginare un fenomeno che purtroppo è presente anche nella città di Udine. Non possiamo lasciare che si espanda, tocchi soprattutto i settori più delicati che sono quelli dei giovani. Io non posso dimenticare quella ragazzina che è morta in una toilette della stazione ferroviaria di Udine, aveva 16 anni ed è morta per la droga, per un'overdose di droga. Quindi questo fenomeno va arginato, purtroppo ci sono molti extracomunitari che senza magari permesso, entrati clandestinamente, che spacciano sul territorio della città di Udine. Quindi siamo motivati in questa azione di contenimento di questo fenomeno. In più abbiamo costituito questa stazione di polizia locale in Viale Leopardi, questo è un modo anche per stare più vicino alla gente che vive in questa parte della città, che si è lamentata molto purtroppo delle disfunzioni e degli atteggiamenti di certi personaggi che la notte in particolare o nelle ore serali non si comportano correttamente. Quindi una presenza della polizia ha già migliorato un po' il clima. Io veramente ringrazio anche i cittadini che ci segnalano e devono continuare a segnalarci alcuni fenomeni di devianza, perché dobbiamo intervenire
noi come Polizia Locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, in pratica tutti coloro che sono preposti all'ordine pubblico della città, perché vogliamo che Udine torni a essere una città serena, una città dove si può vivere in serenità e non avere la paura la sera, quando viene buio, di muoversi perché ci può essere un sippo, poi vedere questi fenomeni anche di spaccio della droga o gente che sta lì a bivaccare, sono cose che non danno una bella immagine della città di Udine. Ecco, poi c'è stata qualche correzione anche sul porta a porta, no? Sulla raccolta dei rifiuti, cioè avete accolto un po' le istanze dei grandi condomini, mi pare di aver capito. Sì, ai condomini avevamo chiesto dall'inizio, no? Bisogna mettere nei condomini contenitori di condominio, che sono contenitori grandi a cui possono accedere i residenti nei condomini, per non impegnare in pratica coloro che vivono nei piccoli appartamenti a tenersi questi bidoncini dove fare la raccolta differenziata a spinta. Finalmente abbiamo trovato delle soluzioni proprio in quei condomini in cui c'era stata una certa resistenza da parte degli amministratori e degli stessi condomini che non ritenevano di mettere a disposizione degli spazi proprio all'interno della proprietà condominiale. Quindi noi abbiamo trovato degli spazi nelle immediate vicinanze, realizzeremo queste piccole ecopiazzole in cui i residenti dei condomini andranno a portare i rifiuti, non le altre persone, quindi sarà una cosa mirata proprio a coloro che risiedono in questi stabili in cui ci sono 50, 60, 80 appartamenti e quindi c'è la difficoltà insomma, a fare una raccolta differenziata a spinta utilizzando i bidoncini domiciliari. Però ricordo ai cittadini che questa iniziativa che noi stiamo portando avanti è orientata a migliorare la qualità dell'ambiente, della nostra società, fa parte di quelle linee fondamentali per andare verso un mondo più pulito, un mondo più ecologicamente sano e allora bisogna che tutti facciamo la nostra parte e la raccolta differenziata a spinta è un metodo proprio per recuperare materiale e per fare anche una selezione virtuosa che non aumenterà i costi come qualcuno cerca di dire, perché secondo le proiezioni che abbiamo da parte della società che gestisce questo servizio non abbiamo nessun aumento di costi, anzi abbiamo recuperato risorse per quanto riguarda proprio la collocazione di questo materiale che viene recuperato e quindi viene riciclato, vetro, carta, plastica umido, sono tutti materiali che vengono riciclati e quindi ritornano nel circuito economico con dei benefici anche a chi gestisce questo servizio. Senta, Sindaco, lavori a manetta a Udine perché noi passiamo per le strade e vediamo che ogni strada, non dico ogni strada, ma le grandi arterie e anche le piccole sono interessate o marciapiedi, o, insomma c'è un brulicare di interventi, no? E quindi i progetti continueranno ancora fino Sì, abbiamo ancora alcune strade importanti da sistemare, via Superiore, che è una bella strada in porfido, anche questa verrà rifatta. Abbiamo rifatto via Gemona, via Aquileia, via Vittorio Veneto, via Mercato Vecchio, per dire le cose più importanti che abbiamo fatto. Abbiamo voluto mantenere il porfido perché riteniamo che questo materiale dia lustro alla città, la qualifichi anche a livello turistico. Via Grazzano abbiamo fatto, quindi sono tutte strade che sono state rifatte, rimesse a posto con queste nuove tecnologie, con questa nuova tecnica che posiziona il porfido in modo che resti più collegato al terreno attraverso questa colla, questo collante che tiene in pratica la superficie compatta. Poi avremo altri interventi importanti in Viale Venezia. In Viale Venezia faremo 2 rotonde, verranno aboliti i 2 semafori che ci sono ancora, questo per rendere la viabilità più fluida e anche più sicura. Abbiamo già sperimentato una rotonda che si trova proprio all'inizio di Viale Venezia, che sta funzionando molto bene, andremo avanti adesso, abbiamo già approvato il progetto definitivo, adesso facciamo la gara d'appalto, quindi con gennaio senz'altro inizieranno i lavori in Viale Venezia per fare di questo viale un viale più scorrevole e penso anche più bello rispetto ad adesso. Ecco Sindaco, poi ci sono le questioni che il Comune di Udine porrà e anche l'Interland.
pone al Comune di Udine. Parlate di rotonde, per esempio, in questo momento, quindi io penso subito al mio comune, a Paesino di Prato, dove in qualche modo arriverà tutto il traffico, perché evidentemente dove ci sono i semafori si bloccano le auto, no? Ma poi ci sono i rapporti anche con Tavagnacco, i rapporti con Pavia. Cioè, ha cominciato a trovare una soluzione, oppure Udine fa il primus inter pares o non lo fa? No, Udine dialoga con i comuni dell'Interland, abbiamo fatto un incontro l'altro giorno a Campoformido, alla presenza dell'assessore Pizzimenti, per parlare proprio della tangenziale sud. Anche questa è un'opera fondamentale per togliere il traffico a Paesino di Prato, a Campoformido, e in pratica dare serenità a questi comuni e anche al comune di Udine, perché quel traffico lì arriva anche su Viale Venezia, intasando un po' questo viale. Quindi la tangenziale sud è una realtà che si farà, abbiamo avuto le assicurazioni, entro il prossimo anno ci saranno tutte le gare, tutti gli appalti. Io penso che i lavori potrebbero iniziare proprio alla fine del 2022 per realizzare quest'opera, che è un completamento di una parte di tangenziale sud già realizzata. Si tratta di completare la parte in pratica che va verso ovest e verso il comune di Basigliano, e quindi togliere il traffico che passa nei comuni di Campoformido, Paesino di Prato e Udine. Ecco, Sindaco, c'è la questione politica, no? Allora, Giorgetti o Salvini, mi pare, o fanno il gioco delle parti, oppure Giorgetti sta prendendo questa parte amministrativista, cioè molti governatori, ma molti sindaci sono molto più moderati, diciamo, più realisti. Beh, io conosco molto bene il ministro Giorgetti, perché abbiamo fatto un po' di carriera assieme a Roma quando io ero parlamentare. Lui arrivò la seconda legislatura in cui ero a Roma, e lui quando ci vediamo si ricorda sempre che l'avevo mandato, perché quella volta era vice capogruppo della Lega alla Camera, lo mandai a riferire su un provvedimento e lui era appena arrivato, in pratica la prima cosa che faceva in Parlamento, era molto emozionato, e questo è l'atteggiamento di Giorgetti, un grande ministro, un grande uomo che secondo me può dare fiducia a noi che viviamo in questa parte d'Italia, al nord, per quanto riguarda soprattutto le certezze sotto l'aspetto economico, alle imprese, all'economia in particolare, ai valori che queste terre del nord esprimono, e lui veramente è un interprete fondamentale, è un uomo di grande prestigio, riconosciuto ai massimi livelli in Italia ma anche all'estero, e secondo me è una garanzia per il nostro movimento per portare avanti provvedimenti importanti che sono soprattutto a favore di un'economia che deve reggere i confronti con le altre economie, e soprattutto saper utilizzare questa massa di denaro che adesso l'Europa ha destinato all'Italia, che deve essere gestita correttamente e soprattutto con rapidità. Ecco, grazie al sindaco di Udine, naturalmente tanti auguri ai cittadini di Udine, alla sua giunta e al suo lavoro, grazie per la partecipazione, caro sindaco. Naturalmente noi ci vediamo la prossima volta approfondendo altre realtà. Alla prossima.